Adesso chiamiamo ad essere premiata Sara Laurent Zuravzak. Mi ero distratta per cantare, ma ovviamente è accompagnata da Giacomo da Rispugno. Lascio parlare loro. Sara è nata a Nîmes e si è appassionata fin dall'adolescenza alla scrittura e si è così dimostrata un'eccellente autrice di racconti brevi. I racconti brevi di Sara sono brevi e intensi, hanno una dinamica esplosiva e giubilatoria. Quelli racconti brevi scrivono le lettere doc in un modernismo totale, integrando l'eredità dei grandi predecessori che hanno dato lustro alla lingua letteraria. Radicandosi nel provenzale marsigliese con tutte le sue sottili sfumature e la sua incredibile espressività, Sara Laurent dà alla lingua un dinamismo che merita di essere sottolineato. Il premio Stan per la lingua occitana le viene assegnato con l'intento di riconoscere e valorizzare la sua opera, meritevole di essere diffusa a livello internazionale, per il suo impegno letterario, per il suo lavoro nella scuola e nella società in generale, a favore della promozione e della diffusione della lingua occitana. Le viene conferito il premio Ostana edizione del 2023. Donc, grand merci de m'accueillir, grand merci de me donner che au premi, che mi sembra di un'importanza di grande. Sabi pas trop de che potrei dire de mai, de ce che già di, depuis tutte le premi che sono già passati. Tutto ciò che può dire è dire che spero, come le dit Julie Perriard, che tutto ciò n'est pas qu'un début. Podem pas considerar tutto ciò come un film. Podem pas resta a un simple premi ciascanado. Devem ara recampare seguido, recampare il futuro. Ara, après la récompensa, deu seguir il lavoro. Perché io non credi pas che una sola causa è che l'esforço, i nostri sforzi, tutti insieme, possono aiutare tutti questi lingue minorizzati e per io refusi di creare una disparizione. En qui ne sigue per io è pas che la debuta. Grazie. Invece un piccolo passaggio dei tuoi testi. Ai pas causi a che do premi Ustana, preferissi avevo explicato giusto un extra di un altro libro, Cardo, perché volevo parlare d'Audangier e della paura e di come vence la paura. Explichi, se passa pendant la Seconda Guerra Mondiale di un quartier di Mamaire, che mamma me non patigue forza, che aveva paura di avioni e di bombardamenti all'epoca ero di Nîmes. Et à Nîmes quand même, si à quoi pétard quand même, dit Boussel. Et c'est passé qu'au carré d'Estran, à la Libération, alors qu'avait crisé que era tout acaba, il y avait un avion trêve qui continuait de faire pétard et qui continuait de terroriser le monde. Ah donc, vous contez son histoire. Paradoxalement, le cumulum de la pau, vengu de Dausseu, apparaît après la Libération. À la fin des conflits, le monde pouvait bouffer. En avant de dormir en pace, senza redouter que le ciel lui tombesse sur la testa. Fins au serre, on te sausigue une brue de motos, et que quelques munitions espétaient en pleine nuit. Les gens creguerono primi a un mari mirage, una cacciaviello, ma quelques bombo fueron largados da un nuren et comprenguero alors qu'un avion, allemand de tout ségur, continuava de volar, malgré le retirement des troupes ennemies. Un pilote avait dû escapar et résister. Aquel avion trevo fagué la nave di no céu de la ville et semble que perdeghe leu tutti ses armes.
Aquesti sortido ero da un buon gratuito o da un men suicidario. De tot biai, ero per espaventar les Schweinhunden des Français libera e ero puleu una capitale. En cauquinue, le monde era traumatisat e fuori de toute raison. L'infer de la guerra ero de retour e hi havia gest de median separadaco. L'avion treva podia sorgir curo e dunte che sfughesse. Arrivavo donc à l'imprevisto, de nuit ou à la tombada de la nuit, et s'accontentavo de volar à basse altitude, en rasant les teules, selon le monde, et en faisant une tarabasse d'infer. Le type voulait francament empacciare le monde de dormir per veggere le Troisième Reich. Sembla. La grande fortifiée che le vibrazioni che provocavano aveva fissurato la parete de mari di peire bruto che era perpendiculaire à la fenêtre de sa camera. La mostravo de cor, pas men se vesia pas, en disant che era eu che fagia cor. Sa quella fissure esistisse da buon e da ouest encara. Le monde distraiava l'ombre de l'avion les nuits de pleine lune, che obia esustava. La nuit de la fissure réelle ou imaginaria, toute la famille s'era desreveillada au bruit des veirines qui tremolaven, des paris qui vibraven, et par la fenêtre tutti veggero l'ombre mostruosa de l'avion trève qui avait dunque insourni toute la théorie. L'ennemi qui tournava, mentre que le crésien luin et que le monde avait retrouvé une vie quasi normale, devait être l'euro. La faille devait pas durer mai de 2 o 3 semaines, et bien elle belle sous la main quelques jours, quand les gens en parlaient. Era come se havia durado de mesada. Era pas possible que se escondesse longtemps. Et son stock de carburant devait être limité. Fogueron 12 compagnons d'au grand, 12 frères, qui finigueron per desclapar le pastis. Pensero que din la giornata l'avion devait ben être quelque part, escondu proche d'un endroit où era aisa de s'enaura et d'atterrir. Fin final, lo troberon. Superficialmente dissimula sotto des brancages din l'orle d'une beut d'ese. Se metteron d'agaccion e espereron. Un ser vegueron arribar un juine allemand, un fins à la mort, un omen d'amok. L'armada l'avia oblida, ero demura, un peu comme un kamikaze. Les 12 frères, il y avait un peu tourné pintra l'uretra, et le malheureux s'aguebelait le sort des autres prisonniers de guerre. Encara qu'haguesse pas nafra ni mai tuat degun, au même per aquest épisode, avait pas men capitat d'esclaria la vida de tutto. Non abbiamo traduzione in italiano di quel testo, ma credo che qua tutta la gente capisca l'occitano, perché è la lingua dello Stato. Per premiare Sara chiamiamo Caterina Ramonda.